Enzo, ci ritroviamo per un altro corto, anche se siamo in una location completamente diversa e molto bella questa volta. Sì. Parlami un po' di cosa si tratta. Giovanni mi ha parlato di questo barone di Soria, che è questo personaggio che vive, se ne va ragazzo dalla Sicilia, dalla sua amata Sicilia, e va a vivere come tanti fuori a cercare una nuova vita, a trovare una nuova sistemazione, anche se lui ha molto qua perché è il proprietario del Baglio, quindi è un barone, non è uno qualsiasi. E dopo tanti anni ritorna alle radici, alle origini e quindi sente questa necessità, anche perché ha perso la moglie, sente questa necessità di tornare alle origini, alle radici. Stavolta hai toccato un tema che è molto più sentimentale rispetto agli altri. Beh, ho toccato sicuramente un tema sempre in ambito siciliano, quindi siamo in una bellissima struttura, la location Villa Immacolatella si presta a questo e ad altri eventi, di cui in passato abbiamo anche girato, come tu ben sai. Ho scelto, credo, i migliori attori qua in ambito non solo regionale ma anche italiano. Parliamo di Enzo Rinella, che è un primo Pirandello, di Sara Favarò, insomma la portavoce della cultura siciliana, ma anche di Fino Asciuto, che ha 40 anni di esperienza e più, insomma, di teatro. Credo che, come dici tu, abbiamo toccato un bellissimo argomento, la sicilianità e anche quindi questa storia di questo barone che tratta un po' sul rispetto. Siamo ritornati a Villa Immacolatella con Giovanni per un nuovo corto. Complimenti per l'iniziativa, per il fatto che voi avete un progetto culturale interessante che difende le nostre tradizioni, la nostra cultura e che non fa perdere le memorie di questa terra, che sono così straordinarie e importanti. Questa volta si parlerà proprio di un barone che va via, poi ritorna, quindi è un po', diciamo, anche la storia che la tocca un po'. Probabilmente è un argomento sul quale si può fare un ragionamento, e certamente io non conosco ancora la storia, sono curioso di conoscerla e sarà per me un'esperienza certamente nuova. Giovanni, sempre disponibile qui il Villa Immacolatella nell'accoglierti per i tuoi corti. Ma il barone qua Curatolo ha una villa che non solo si presta, hanno anche girato dei film con la RAI qui, cinematografia abbastanza professionale, ma anche con noi associazioni che appunto mettono l'anima e il cuore per valorizzare la lingua siciliana. Noi stiamo avendo una grande visibilità grazie anche a dei contratti che abbiamo chiuso con le navi da crociera, per cui abbiamo anche la possibilità di fare visitare questo luogo che rappresenta uno spaccato di un pezzo di storia della Sicilia, in cui praticamente è facile immergersi anche in un'ora di visita. Facciamo noi sia il wine tasting che il tasting, ed è interessante trasferire concetti che per persone che non sono del Mediterraneo sono concetti nuovi anche e importanti da conoscere e da sapere. La tradizione dei nostri prodotti, il vino, l'olio, che hanno fatto la storia del Mediterraneo e continuano ad essere certamente un privilegio poterli gestire e poterli far conoscere.